nostro Vinitaly non poteva non iniziare andando a trovare Casa Carpenè Malvolti e siamo proprio con Rosanna Carpenè e Carpenè è. Che cos'è Carpenè oggi? Carpenè oggi è prosecco prima di tutto, ma è anche territorio, è anche tradizione, è anche storia da oltre 140 anni. Generazioni di OCG, un'idea nata come? Un'idea nata da queste nuove generazioni che dimostrano di apprezzare e anche di conoscere il prosecco. Infatti avete deciso di affidarvi al Cerletti, questa scuola enologica più antica al mondo di Conegliano, per andare a fare quella che è una ricerca di mercato, per disegnare, fotografare il consumatore oggi del prosecco. Cosa è emerso? Assolutamente, innanzitutto la scuola enologica di Conegliano si ricollega a noi in quanto fondata dal mio trisavolo Antonio Carpenè. E da questa ricerca è emesso proprio questo dato molto interessante, ovvero che i consumatori del prosecco sono sempre più informati e lo vedono proprio come un momento conviviale, festoso, gioioso. Voi lo portate in quanti paesi del mondo il vostro prodotto? Ma praticamente in tutto il mondo. Grazie quindi a Carpenè Malvolti, grazie. Grazie a voi. Rimaniamo in casa Carpenè Malvolti con il direttore commerciale marketing. Allora, generazione di OCG con grosse e grandi soddisfazioni. Decisamente sì, a presentare questo progetto importante che ha visto l'Istituto Tecnologico di Conegliano presente con appunto l'introduzione di una ricerca, di un importante progetto di ricerca indotto dalla Rosanna Carpenè, che è la quinta generazione, quindi due generazioni giovani a confronto. La Rosanna, che dopo la quarta generazione che ancora oggi conduce l'azienda di Tele Carpenè, continua a promuovere la collaborazione tra l'istituto pubblico, l'Istituto Enologico di Conegliano, che è stata la prima scuola enologica d'Italia creata nel 1876 da Antonio Carpenè, il trisavolo di Rosanna. Quindi Rosanna ha voluto questo progetto di ricerca e i giovani hanno risposto in maniera entusiasta, efficace, presentando dei dati e delle informazioni ricchissime e utilissime per capire questo fenomeno del prosecco. Carpenè Malvolti è prosecco, è competenza, cultura, gioia, stile di vita, ma in quante parti del mondo c'è Carpenè Malvolti? Bene, queste caratteristiche che lei ha appena citato sicuramente ci hanno aiutato e ci continuano ad aiutare ad espandere sempre più quel progetto di internazionalizzazione dell'azienda, che oggi ci vede presenti in oltre 50 paesi, 50 mercati, in rappresentanza di tutti e 5 continenti. È il prosecco che oggi sicuramente è una categoria più in crescita nell'ambito dello sparkling wines e rappresenta in tutto il mondo un fenomeno di assoluto successo e sicuramente un compagno fedele della Carpenè Malvolti, che è stata tra le primissime aziende a produrre questo prodotto, la prima sicuramente a promozionarlo in tutto il resto del mondo. Però in conclusione, lo diciamo tra noi due, i cultori del buon bere parlano di un brand di Carpenè straordinario. Sicuramente sì, l'azienda è da sempre impegnata, storicamente impegnata, oltre che nella spumanizzazione, anche nella distillazione di due prodotti, il brandy che lei citava e anche le grappe, anch'esse frutto della competenza enologica e nelle capacità di distillazione che l'azienda da sempre, da oltre 140 anni, porta avanti e le presenta nel mercato. Allora, grazie ancora, continua la nostra cavalcata